Si fingono avvocati, poliziotti o carabinieri per truffare gli anziani e farsi consegnare denaro e oro. Un sistema ormai collaudato. Le vittime vengono contattate telefonicamente da sconosciuti che, spacciandosi per operatori delle forze dell'ordine oppure legali o medici, chiedono che gli vengano consegnati dei soldi per prestare assistenza a un congiunto rimasto coinvolto in un incidente. Naturalmente è tutto falso, si tratta di una truffa. Martedì scorso è caduta nella trappola una 85enne del Bassanese. Intorno a mezzogiorno arriva la chiamata al numero di casa. Chi sta dall'altro capo del telefono racconta che il figlio è ferito, che sta male e che servono soldi per le cure. La cifra richiesta è ingente, quasi 100.000 euro. L'anziana, impaurita e preoccupata per suo figlio, si fa convincere e consegna nelle mani di un complice, nel frattempo arrivato a casa sua, una busta. Dentro ci sono i risparmi di una vita, più di 50.000 euro. Solo più tardi la donna telefona alla nuora per avere notizie ed è in quel momento che scopre la verità e capisce di essere stata truffata. Sul fatto ora indagano gli agenti del commissariato di polizia di Bassano, che ancora una volta ricordano, soprattutto agli anziani, che nessun operatore delle forze dell'ordine chiede denaro, di non fidarsi di persone che telefonano al numero del fisso chiedendo soldi e gioielli. Si tratta di malintenzionati.